quello di Vasquez entra proprio nell'angolino e quello di Billing esce di pochi millimetri. Perché? Dai, che sta succedendo? Manca un minuto, tutti a terra. Non capisco. Lobo che stringe i denti. Dai. Occhio, Olivero, un po' rischioso così, eh? Un po' di fazzolettini. Raccomando, questi passati. Vabbè, va bene. Bravo, Politano. Dai. Bravo, Lobo. Ah, continua. Spina! Vuoi Spina! Prima di tutto, perché cambiate inquadratura che non si capisce niente? Politano, provaci! Eccolo! Ah! Stava esultando Lobot. Meret, bravo. Bravo Di Lorenzo. Bravo Politano col destro, esatto. Ancora. Se faceva la rovesciata McTominay. Vedi, Rachmani c'ha questa cosa del passaggio filtrante sulla sua linea, e l'idea è buona, è studiata, ma non gli viene bene. No, Lobotka, no, vedi. Non si può fare, e tu rischi perché evidentemente, e ti sei bruciato un cambio. Eppure un modo di giocare Galobotka, tutte sterzate che si gira in un secondo, con la caviglia malandata. Ma dove vai? Dove puoi andare? McTominay, bravo! Lukaku! Sì! Che passaggio McTominay! E che la sensibilità col destro! Signori, non scherziamo, non scherziamo proprio. Scherziamo. Grinta pure Rasp. I passetti senza andare in fuorigioco. Che bellezza. Tocca solo a noi, ragazzi. Non possiamo guardare il Torino, la Lazio, il Como, queste cose. Tocca solo a noi. Serve un'impresa. Perché voi guardate, sono scarse le squadre. No, serve un'impresa che si chiama seconda volta 7 vittorie consecutive. È un'impresa. Solo il Napoli lo ha fatto, è un'impresa. Bravo Raspa! Ah, peccato. Il secondo, avete visto Conte che urla? 18,5. Il secondo, nel senso il secondo gol, credo che si riferisca proprio a questo. È così, storia. Ci vengono a prendere molto alti uomo contro uomo. Qualche palla in profondità e l'attacco della seconda palla non è una cattiva idea. Bravo McTominay, mamma mia. Ah, spina. Uscita. McTominay si gira. Buona, gioca, Politano gioca. Maronna mia, Raspa. Sto angolo, alza il pallone, Raspa, alza. Bravo. Poco troppo, forse. Poco troppo. Scusa. Io sto pensando una cosa che riguarda la Lazio, ma non la voglio dire, non la posso dire. Occhio, mamma mia. Di panico, Messias. Bravo Gilmour. Benvenuto. Che Cristo. Benvenuto. Raspa si deve scartare anche Sozza. Tunnel e controtunnel. Che sta succedendo? Non è Sozza, è il piccinino. La traversa. Marò. Fuori. Niente. Dai, qua non è niente pro. Occhio da solo a Meret. No. Chi è questo? Chi è questo ragazzo? 17 anni. La parata slaitata, sai. Questo è l'autogol, ragazzi. Questo è l'autogol di me. Parata, palo, ginocchio. Vabbè, stanno pigliando coraggio. Abbiamo preso la botta dietro al collo. È il primo gol di testa che prendiamo. Una cosa del genere. O forse era solo sui calci piazzati. Bravo Lukaku, vai Spina. Bravo Spina col tunnel. Vai. Avanza. Ma è normale che uno si alza sulle spalle di Lukaku, perché quello non si muove, quello non lo sposti, altrimenti. Dai, i corner sono importanti, dai. Oliveira se lo meriterebbe, no? Di Lorenzo. Va bene, partita vera e lo sapevamo, e quindi bisogna fare di più. Loro ne hanno fatto una sfuriata e ci hanno segnato in quell'unica sfuriata. Noi dobbiamo continuare e fare di più nel secondo tempo. Stavo prendendo una boccata d'aria lungo il mare. Si avvicina uno e mi fa: il pernacchio alla prima attrice ieri sera ce l'ho fatto io. E il cornuto sei tu. Dai!
Non mi arrendo, io non mi arrendo. E nonostante tutto, io vi dico che il primo tempo l'abbiamo giocato anche benino. Il tiro di Politano, la rovesciata di McTominay, il tiro di Raspadori. Poi vedo Martinez, il secondo portiere dell'Inter, che fa quella parata su Adams. E basta, e non dico altro. Bravo Anghissà. Olivera, mi hai... talmente che mi ero cacato sotto che non riesco più a parlare. Bravo Lukaku, dai! Pure col destro, bravissimo! Bravo! Ti scuoti! Bravo Lukaku, vai Politano! Ah! Bravo Raspa! Vai Raspa! No, no, non gliel'hai data bene. Non gliel'hai data bene. Vai Di Lorenzo, esatto! Il cross! E anche sa... Non ci... No... Prega per noi, Don Raffaele, sì. Non alluccate addosso ai calciatori, ci vuole calma in questo momento. Bravo McTominay! Oh, ma come niente, signora? Quasi ammonisce? Quasi ammonisce AVT, 3 ore. 3 ore ci ha messo. Le trattenute, signora. Vi rendete conto del perdere tempo, no? Ci sta, perché tu ti stai giocando la salvezza. Non vi state giocando niente, capisci? Gioca a pallone. Olivera, questa è la seconda volta. Vai Raspadori, Raspadori! Per quelli che non si guardano la simulazione, Raspadori. Ne parliamo, poi ne parliamo, ne abbiamo già parlato, ne parleremo ancora. Ne parleremo tanto. McTominay che ha ignorato completamente Politano, che però col suo movimento si porta appresso un uomo e crea quello spazio per Raspa che si infila e col sinistro la facilità di calcio. Di controbalzo, sono bellissimi i tiri di controbalzo, c'hai più forza. Testa, sapim, testa, non c'è portammo dall'aria. Testa, Eret, bravo McTominay. Signori, 2 assist, sto pensando adesso, 2 assist di McTominay. E mi piace assai se McTominay fa 2 assist e segna Raspadori. Bravo Raspa. Vai McTominay, c'è spina. Ma tu provi a tirare. Bravo. Che ho parato, che ha fatto chi? Questo è buono. Tu non hai dato il corner. Mamma mia. Non ha dato il corner. Difficult to see in real time, for sure. Stava là. I bani, sapete cosa sono i bani? Abanesi. Bani e cassa, proprio cassa. Quella sensazione che prima che segnassimo era quasi finita la partita e adesso manca un'eternità. È proprio così. E penso sia l'unico caso che il tempo diventa così relativo. Lobo, che è il capello fonato di Lobotka. Vai Raspadino, Robbiati, Raspadino. Vai Politano. Bravo. Provaci. Bravo Di Lorenzo. Bravo Anghissà. Bravo McTominay. Zanoli, il dramma. Bravo Lukaku. Vai Politano. Ah, moscio. Non mi fa impazzire, lo sapete, questa sostituzione, però la capisco. Dei duelli di McTominay, guarda. Dei duelli, quanti duelli ha vinto McTominay. Conte mi fa ridere che non fa altro che indicare dove sta il pallone, che vuole i giocatori sul pallone. Sta là. Lo vedo. Non ti devo addormentare, Oliver! Vai, Anghissà, vai, ti prego! Ci stanno 40 avversari, però, infatti non è che era una cosa... San Marzano Tomatoes, no Marzano. Vabbè. Bravo Gilmour! No! Maronna mia! No, non è possibile. Viviamo in una simulazione, non è possibile. Un cross hanno fatto e quello è saltato più. Non è possibile. Tu dici, ma quello tu hai lasciato Raspadori in campo, quello è corto, quello salta di testa Vasquez. Invece c'era Billy. Politano! Mannaggia! No! Stanno protestando proprio assai. Voglio capire che cos'è. Li facciamo segnare prima? No. Oh, vabbè. Oh! Aiuto! L'ha preso col petto, vero? Deve essere la stessa quella là di Spinazzo. Deve essere proprio la stessa. Rivedremo altre angolazioni e ci toglieremo il pensiero. Poi Neres! Mamma mia! No!
Bravo, qualcuno che seguino. Dai Neres, se devi essere tu, sei tu. Billing! No! Perché quello di Vasquez entra proprio nell'angolino e quello di Billing esce di pochi millimetri? Perché? Perché il calcio è così crudele? Incredibile. Lukaku! Ma noi sui corner non siamo buoni, quindi questa è una palla persa. E visto che la partita è finita, Vasquez che prende un calcio in faccia, vero e proprio, si può anche alzare, non deve perdere tempo perché è sul cross. Va bene, ci siamo giocati il jolly. Di conseguenza adesso arrivano due finali che ti portano un trofeo, perché non c'è altra soluzione. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Siamo nati per soffrire. Secondo me mai, in tutto delle sciare di una vita